Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Buongiorno Tropicani e bentornati a questo nuovo gameplay di Tropico 4. Andiamo a caricare immediatamente la nostra partita che avevamo iniziato nel video precedente. Ci stiamo andando a occupare quindi del fattore del turismo. Eravamo riusciti a creare un'area abbastanza ampia dove eravamo riusciti a costruire i nostri alberghi e le attività per i nostri turisti. Allora, a breve caricherà la nostra partita. Ok, eccoci qui all'interno della nostra partita. Potete vedere che avevamo ultimato i nostri alberghi. Potete vedere l'albergo di lusso è strapieno e dall'aeroporto continuano ad arrivare sempre più aerei e possiamo modificarlo costruendo la torre di controllo e abbiamo il 20% di turisti in più. Potete vedere 29 turisti sono arrivati appena sull'isola. Vediamo un po' il nostro giardino botanico, la nostra veduta, il giro in mongolfiera. Possiamo effettuare delle modifiche. Mongolfiera per turisti, aumenta il numero di turisti che possono essere serviti nella struttura e lo effettuiamo. Mongolfiera Hola Hola, la manutenzione della mongolfiera viene sostenuta da Hola Hola, perfetto. Mongolfiera propagandista, diffondi la tua voce e il tuo potere in tutta l'isola, piccola possibilità di convertire i cittadini nei paraggi in lealisti, va bene, sempre meglio. Ok, vediamo un po' se possiamo effettuare qualche altra miglioria. Vediamo un po', no, le montagne russe, questa è la solita miniera. Ah, ok, guardiamo un attimo la miniera. Possiamo effettuare una modifica costruendo il distruttore, ovvero la produzione di bauxite aumenta il 15% e quella di ferro del 30%. Non ci interessa perché è una miniera d'oro. Il separatore, la produzione di ferro aumenta il 40%, invece il setacciatore, la produzione di ferro e bauxite aumentano il 10% e la produzione d'oro aumenta il 20%. Perfetto. Allora, vediamo un po' se possiamo costruire qualche altra cosa riguardante il turismo. Allora, io vorrei costruire la villa a mare. Acquistiamo il progetto e costruiamo una villa proprio che affacci sul mare. Vediamo se riusciamo a trovare un ottimo posto. Vediamo un po' qui. Deve essere collocato sulla spiaggia. Vediamo se troviamo la spiaggia. Ok, ma questo non è un luogo abbastanza adatto perché potete vedere che le zone non sono adatte, però io la costruirei ugualmente per far vedere intanto com'è la villa da spiaggia, anche se non è un luogo molto adatto per costruirla, ma noi la costruiamo ugualmente. Potete vedere anche nuove attività come la piscina che può essere costruita sempre all'interno di di queste aree verdi, cioè ci consigliano le zone migliori dove costruire la nostra piscina. Ok, la piazziamo qui. Vediamo un po' come altre attrazioni di lusso. C'è il centro benessere, possiamo pagare $3.000 per edificarlo, eccolo qui ed eccoci. Aumentiamo anche la priorità di costruzione di entrambe e vediamo un po' se possiamo collegare tutto con una strada in modo da fare tutto più carino. Vediamo un po' così. La facciamo passare dentro. Ok, facciamo arrivare tutto anche vediamo un po' se possiamo farla passare qui per farla arrivare al giardino botanico. Perfetto, e uniamola anche qui per facilitare quindi il traffico. Allora, vediamo un po' se possiamo costruire la nostra marina, che è molto bella da vedere, permette la costruzione di numerose attività di lusso per i turisti. Vediamo un po', mi sa che dobbiamo togliere qualcosa perché non abbiamo più spazio. Vediamo un po', clicchiamo il nostro pulsante demolisci. Vediamo un po', anzi cancelliamo la nostra villa da spiaggia, vediamo se possiamo piazzare qui la nostra marina e la villa da spiaggia la piazziamo in un altro luogo. Vediamo, no, qua non possiamo piazzare la nostra marina. Vediamo un po' se possiamo demolire qualcos'altro. Vediamo un po', andiamo nelle infrastrutture, demoliamo la nostra spiaggia. Ok, a breve verrà distrutta, potete vedere c'è la bomba al di sopra, a breve verrà distrutta praticamente o dai nostri lavoratori oppure veramente salterà in aria. Intanto al negozio di souvenir possiamo costruire, potete vedere, possiamo vendere diverse cose come la t-shirt, l'arte e manufatti che aumentano la qualità del servizio, ma solo gli ecologisti e i ricchi possono comprarli, invece le t-shirt possono comprarle tutti praticamente. Allora, uno dei garage è sovraffollato, costruisce un altro nelle vicinanze. Qual è il garage? È questo, ok, nelle vicinanze ne piazziamo un altro. Mi sembra che si trovi nelle infrastrutture, costruiamo il nostro garage accanto proprio. Ok, perfetto. Allora, vediamo un po' se, ecco qua potete vedere un bel dirigibile che sta viaggiando all'interno della nostra città. Intanto è esplosa, puff, la nostra spiaggia. Vediamo se possiamo piazzare la nostra marina. Questo è un luogo abbastanza adatto, perfetto, possiamo piazzare la nostra marina e la spiaggia la posizioniamo qui.
Ok, spiaggia, scusate, attrazioni, vediamo un po', spiaggia, ok, l'avevo vista, possiamo piazzarla qui, vediamo se ci entra, vediamo, ok, ci entra, spiaggia. Ok, vediamo un po', mi sembra che il villaggio etnico non l'avevamo ancora costruito, lo piazziamo qui all'interno di queste rocce che permette praticamente ai tropicani di immedesimarsi in dei selvaggi e quindi far divertire i turisti che vengono dall'estero. Allora, intanto aumentiamo anche la priorità all'interno del molo turistico, così da farlo costruire immediatamente. Adesso un'altra cosa importante, vediamo se possiamo costruire sia la dov'è, vediamo un po' se la trovo, servizi di economia, la borsa dei valori che permette di offrire offre praticamente l'investimento nella mia isola ad investitori stranieri e la posizioniamo praticamente qui. Vediamo se possiamo costruire anche un centro commerciale utile anche ai turisti per fare le loro, come possiamo dire, per fare i loro acquisti. Vediamo un po' se possiamo costruire anche qualcosa di diverso, sempre riguardante l'economia. L'osservatorio meteorologico ti avviserà di imminenti catastrofi naturali, lo possiamo posizionare, vediamo un po' qui, vediamo se può entrarci, dobbiamo trovare un altro posto, perfetto, può andare anche qui, così i nostri lavoratori hanno un bel po' di da fare. Potete vedere che i nostri appartamenti di lusso sono occupati dalla maggior parte della popolazione e diamo un'occhiata all'almanacco popolazione, la qualità delle abitazioni è aumentata drasticamente, invece la qualità del lavoro sta diminuendo, quindi dobbiamo migliorare la qualità del lavoro all'interno di tutte le nostre industrie. Allora vediamo un po' se possiamo migliorare qualcosa, per esempio all'interno, vediamo un po', qui abbiamo migliorato tutto della nostra gioielleria, la fabbrica di gioielli possiamo, sta salvando, possiamo costruire i nostri lucernai che aumentano la qualità del lavoro del 15%. Allora, cosa dice qui? Consumo elettrico 15%, ok, l'abbiamo costruita, quindi la qualità del lavoro è aumentata e i tropicani aspettano le elezioni. Guardate un po', stavolta la concorrenza si fa dura, 165 voti del nostro nemico contro il nostro presidente. Vediamo se ci riusciamo a farcela. Allora, consideriamo un discorso riguardante più l'intrattenimento questa volta, elogiamo sempre i nostri ambientalisti. Promettiamo per il prossimo mandato una criminalità ridotta, costruendo molte prigioni e aumentando quindi la nostra sicurezza interna tramite la costruzione di diverse stazioni di polizia. Allora, vediamo un po' se possiamo attuare anche qualche editto in questo periodo, vediamo un po' se possiamo effettuare una campagna pubblicitaria industriale, ovvero i prezzi di esportazione dei nostri prodotti aumentano del 20% e qualcosa che è interna, che ci faccia, ci aiuti a vincere le elezioni, quindi andiamo sempre sul settore, vediamo un po' affari esteri, no? Andiamo sul settore guerrigliero, effettuiamo un taglio delle tasse, aumentiamo il rispetto dei cittadini, anche se emanato più volte, attiviamo i tagli delle tasse, guardate un po' a $66.000 e così i cittadini verranno, cioè cadranno ai nostri piedi. Potete vedere il nostro netto vantaggio, guardate un po', 73% contro il 27%, possiamo anche effettuare, non so, una sicurezza sociale, aumentiamo il rispetto di tutti corrispondendo il 2% i 2/3 del salario medio ai pensionati e agli studenti. Ok, così ci stiamo portando proprio la popolazione dalla nostra parte ed evitiamo spiacevoli sorprese. Intanto potete vedere che sta arrivando la nostra nave, vediamo un po' se ci sono soldi a bordo, ma credo di sì. Vediamo un po', ecco, siamo arrivati a $77.000 e intanto potete vedere che le nostre centrali lavorano praticamente continuamente, invece se vogliamo arricchire l'uranio all'interno della nostra centrale nucleare, praticamente se arricchiamo l'uranio la nostra centrale nucleare non avrà bisogno di alcuna manutenzione. Intanto è stata ultimata la nostra marina, possiamo effettuare giri in barca, pesche d'altura e club VIP. Se effettuiamo un giro in barca il porticciolo offre visite turistiche nella zona, pesca d'altura consente la pesca d'altura delle navi, genera il 50% di ricavi in più ma riduce la qualità della pesca. Invece il club VIP, solo i turisti più facoltosi possono usufruire del porticciolo. Creiamo un club VIP e vediamo un po' la
nostra spiaggia al solito mettiamo un abbigliamento libero, ed ecco qua il nostro villaggio etnico. Possiamo mettere al suo interno un volantino monocolore che garantisce dei costi di manutenzione ragionevoli, oppure un depliant a colori, cioè praticamente la qualità del servizio aumenta del 20%. Io direi di effettuare questo. Allora, vediamo un po' qui come sta andando. Stanno arrivando sempre più aerei all'interno della nostra cittadina. Allora, abbiamo promesso l'intrattenimento e quindi diamo diamo fiducia alla popolazione costruendo. Vediamo un po' che cos'è questo. Un ristorante girevole a 600 metri d'altezza. Guardate un po' che forte il nostro Cosmic Pin. Vediamo un po' se riusciamo a trovargli un posto vicino al centro commerciale. Ok, costruiamolo. È costato ben $60.000 mi sembra. Ok, messa al bando dei simboli religiosi. Purtroppo siamo stati coinvolti e non possiamo restare neutrali. L'Europa non ha diritto di farlo. Il presidente e molti paesi europei stanno per vietare l'esibizione pubblica dei simboli religiosi islamici. Il Medio Oriente e il resto del mondo islamico sono indignati. L'Europa ha ragione e l'Europa non ha il diritto di farlo. Io direi di andare contro l'Europa in questo caso, perché anche eravamo in buoni rapporti con il Medio Oriente. Quindi perfetto, vediamo un po' se possiamo anche costruire all'interno del nostro centro commerciale, cioè scusate, possiamo effettuare un po' di creiamolo come outlet, e praticamente il servizio aumenta del 20, i prezzi sono ovviamente raddoppiati. Ok, effettuiamo quindi questo cambiamento e non abbiamo avuto bisogno di alcuna frode elettorale per vincere le nostre elezioni. Potete vedere, a breve verrà ultimato il nostro ristorante. Vediamo un po' se possiamo costruire anche qualcosa di diverso, come per esempio un casino per far divertire la popolazione ma anche i turisti. E vediamo un po' se possiamo costruire anche un ristorante di alta classe, che lo posizioniamo vicino alla base militare, anzi no, vicino al nostro palazzo. Ok, perfetto. Il risultato delle elezioni: vittoria per il presidente. Perfetto. Allora, sta arrivando ancora un'altra nave e incasseremo sempre i soldi provenienti quindi ok, ecco $20.000, ed ecco qui il nostro Cosmic Pin che consuma 5 MW di elettricità, e iniziano ad arrivare i primi lavoratori. Allora, ci consigliano un condominio, ma io direi di illustrare ancora qualcos'altro di nuovo, come il centro sportivo. Guardate che forte, possiamo posizionarlo qui accanto all'aeroporto. Vediamo se possiamo farlo, sì. Ok, sono stati esportati $210.000 di prodotti all'interno di una nave, quindi potete vedere che la nostra economia sta andando più che bene. Intanto la nostra nave di lusso sta continuando a viaggiare, anche se resta sempre qui ferma, le persone salgono e scendono dalla nostra nave. Allora, vediamo un po' se i nostri alberghi sono sempre pieni. Potete vedere che sono abbastanza pieni, anche perché sono turisti tutti benestanti, e all'interno anche dei nostri hotel più piccoli, anche all'interno dei bungalow, il turismo si fa sentire. Quindi se guardiamo un po' all'interno del nostro centro commerciale ancora non c'è nessuno, però a breve entreranno a comprare i primi turisti. Allora, anche questa 12ª parte di Tropico 4 è terminata, e ovviamente continueremo nella parte numero 13 a illustrare nuove costruzioni. A breve vedremo il nostro centro sportivo completato, il nostro casino per esempio potete vedere che è stato ultimato, e possiamo anche effettuare un cambiamento effettuando praticamente un editto che riguarda, vediamo un po' se lo troviamo. Mi sembra che era nel turismo. Possiamo anche creare i giochi pancaraibici all'interno della nostra isola. Ok, e praticamente quindi concludiamo questo 12° video, e mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.